Bella raga, ciao a tutti da Comendone veneziano. Allora, siamo alla terza partita dell'Europa League e dobbiamo assolutamente far bene. Abbiamo tanti giocatori fuori forma, purtroppo. Allora, mettiamo Reina così, devo andare un po' di riporto. Sarà duretta oggi, eh? Sarà il quanto dura. Però... Ciaranoglu. Dobbiamo fare un turnover massiccio, Mamma mia. La vedo dura. Vabbè, la metto il Calabria, lo odio. Devo metterlo qua. Vabbè, però poi so cazzi. Vai. Non sarà facile per te con la Z Alkmaar con praticamente squadra completamente modificata, ma d'altronde siamo a pezzi. Stagione non facile, raga, però l'obiettivo è ritornare in Champions League. Minimo. Anche se il mio presidente vuole un trofeo, speriamo bene. Vai. Ci siamo. Ci Benvenuti a siamo. questo straordinario evento. Una Vai. partita AZ emozionante che ci Alkmaar terrà sulle Milan. spine per il prossimo paio d'ore. Lo stadio già si fa sentire. Il suo supporto sarà fondamentale per i giocatori. Pronti a Oh, mi iniziare mancava sul fischio Caressa. dell'arbitro. E allora prepariamoci anche noi. Prepariamoci a vivere un altro appuntamento Calabria. con il nostro sport preferito. Lucas Biglia. Che tra l'altro, a questi livelli, si gioca alla massima potenza. No. Il portiere si oppone. Mamma mia, Pepe Reina subito fa il miracolo. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Subito il miracolo di Pepone. Fabio. Sceglie di battere corto. Iniziano un po' esaltante. Mamma mia. È mancata un po' di precisione. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Vai Pepe, buttala su. Dai, Cerca un Pio, dai. compagno. Cerca il passaggio profondo. Inizio non facile e subito gol da The Alkmaar. Vista subito, partita iniziata in maniera disastrosa. Per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Ah, ma sono cerca forti le di spinto riserve, la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Un gol del cacchio, altro che da brividi Hanno marchigiani. trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Non capisco perché la passano sbagliata. Cioè, questa è proprio una roba nelle distanze giuste, che non puntando comprendo. a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Fioi? Non facciamo i cambio perché Il sennò... pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Prova con la palla lunga. Occhio. E il portiere dice di no. Bravo Reina. La butta via e fa respirare la difesa. Reina ci salva dal baratro. Vai Uragano Franklin. Vai Uragano. Uragano da solo. Qui cercherà il tiro. Vaffanculo. Vaffanculo. Primo gol di Uragano Franklin. E il Milan riesce a pareggiare. Tiro di merda, parato in rete. Mamma mia che Bravissimo culo, lui, meno e male. bravo Grande il Uragano risultato. Franklin. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in Grande, campo. sembra il gol che abbiamo preso nella International Club con il Sembra che Benfica. il mister voglia fare un altro cambio. Proveranno a sfruttare la Dai. velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Bravo Franklin, che comunque Si riparte, segna da di nuovo in trequartista. parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Bravo Franklin, dai ragazzi, andiamo a vincerla. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. La peggior partita Vediamo se sicuramente c'è un pizzo dell'anno. finale. Mamma mia. Prova a passare. Niente, i miei non sanno passare, cioè, quello è il problema. L'ultimo cambio a loro disposizione. Siamo dei fenomeni che però non sanno passare la palla, che bello. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. E grazie anche a Reina che ci ha salvato il culo, Si libera la grande. E cerchiamo di non prendere un pareggio, me lo tengo stretto in Prova la giocata Olanda, nello spazio. giocando così. La mette in mezzo. Intercetta il Bravissimi. passaggio Vai pericolo. Paquetà per Biglia. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Sceva Uno Biglia. sforzo incommiabile. Sceva la recupera ma chiaramente la perde. Ah.
Saremo pesantissimi, si vede che boh, l'inizio forse della Master è così. Pericolo sventato. Vale, che roba! Passaggio sulla destra. Bravo Paquetá. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per Vai scadere. Leao. Buona la Leao. profondità. Niente, non si fa un dribbling neanche per sbaglio. Vabbè, dai, meglio di niente, 1-1. Tutti sotto la doccia. Si chiude in parità. Tifosi che La sembrano vediamo soddisfatti. la vediamo della Del resto la gara è classifica. stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Mamma mia. Tutti a 4 punti siamo, ragazzi, veramente un girone curioso. Della gara nella seconda Ragazzi, parte. il primo tempo inesistente a parte l'occasione di Krunic, 0-0 dopo la mamma fine di mia. questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più. Mai francamente. successo una cosa del genere in una Il Master, direttore di veramente. gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Ottiene un buon Ma calcio dov'è il di punizione. fallo? Boh. Salta e Occhio. colpisce di testa. Dai. È arrivato bene Dai. sul cross. Conclusione così per la verità. Cross dalla tre quarti sono difficili da controllare. Si è Dai, mosso molto ragazzi, bene e ha madonna, effettuato ma- una buona conclusione. Prova la giocata nello spazio. Un'azione decente, chiedo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cioè, le partite Madri più cioè, cerca spazio. occhio, Locatelli. Locatelli ci prova con una palla bassa. Mamma mia, che Cerca rischio. l'uomo là davanti. Siamo ben oltre 4 la metà passaggi della partita, consecutivi. risultato ancora equilibrato Krunic, sullo 0-0. comunque il migliore dei nostri. Krunic. Può andare. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Gioca con Beh, il ovvio, pallone lungo. C'è un bel pallone Cafu. in profondità. Franco Baresi. Ma dove cazzo sono i nostri? Babacar. Obiang. Bella apertura. Ma Sarà porco. comunque rimessa in gioco con le mani. No ragazzi, è veramente Ultimi da... controlli a bordo campo, è da bestemmie passaggio di polacche, consegna tra perché- chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Non so cos'altro fare. Ferrari. Vai Van Basten, dai Marcone. E si ferma. Ma sembra che i giocatori non vogliono segnare, cioè non so, sono Passaggio sulla pagati? destra. Ecco Madri. Sono pagati? Prova il Vara, filtrante. Babacar, Cerca lo vara, baba. spunto. Babacar. È Meno arrivato male sul che ho Donnarumma. pallone, ma non riesce a metterla dentro. E chiaramente Locatelli toglie Van Basten così. Cioè... Vai Paquetá. Cerca un compagno. Ma porca puttana, un 1-2! Ma un cazzo di 1-2! Prova la giocata Posso nello farti spazio. 0-0 però. E passa. Occasione. Colpisce. Molto buono il dribbling. Tiro rivedibile. Ottima progressione per due centrali e ottima gestione del pallone. Dai Fioi. Il tiro? Da dimenticare. Paquetá. E chiaramente non me li fischia mai a me. No vabbè. No Stanno parole. provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ecco Madri. Niente, ragazzi, cioè, ma guardate che Bello roba. Obiang. Prova a No, prolungare. devo cambiare qualcosa. Madri Perché... scatta verso il pallone. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe Che non modo, finire va in pareggio. benissimo, cioè... Vediamo se c'è un guizzo finale. Bell'anticipo, pericolo sventato. Vai Suso del... Oh, ma tutti i baresi loro c'hanno. Lancio lungo. C'è l'opportunità per il contropiede. Si libera la grande. Ma vaffanculo, va. Calcio di punizione. Buttalo fuori, Posizione interessa niente. interessante. E manca poco al termine. Il direttore di gara. No, ragazzi, cioè, sventola ti fa il schizzare cartellino sto giallo. gioco, cioè... Il Milan ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Non capisco cosa stia succedendo. Un intervento pulito, gran giocata difensiva. Ennesimo L'arbitro 0-0. controlla
Vabbè, sono curioso, adesso la simulo, voglio vedere cosa faccio simulando. Sono curioso. Vinciamo 1-0 e vaffanculo. Speriamo che si siano sbloccati adesso, cioè devo far così perché è incredibile. Speriamo di aver tolto, di averli sbaggati. Spero di averli sbaggati perché... Guarda che bello Marcone. Perché mi sono rotto i maroni. Mi sta salendo il nazismo acuto. Milan-Napoli, sì. Seguire l'evoluzione Raga, della gara primo nella tempo, seconda nessuna azione. Ci vediamo Non puoi insieme tutto il sperare di vincere secondo. una partita se non Mamma tiri mia. mai in porta. Va bene Però la prudenza, ma penso oggi che le dovrò squadre mettere stanno 7 esagerando. minuti. Dovrei più tempo. Secondo Squadre me che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo troppo se i poco discorsi tempo dei c'ho. mister caricheranno le molle degli Perché attaccanti. non possono finire così E tutte le iniziano i partite. Cioè secondi diventa... 45 minuti. Bravo Il Paolo. Milan avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. Ah, grazie. L'allenatore non può essere Ma se non hanno fatto un tiro né noi né loro. Dai, stai zitto. Marchedone sei una merda umana. Il nervosismo per... Van Basten. Cioè, ho un po' di giocatori Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso e non so cosa fare praticamente. Bravo Paquetá. consegnando di fatto la palla agli avversari. Van Basten. Bullet. Sheva. Intervento scorretto. No, sanzionato vabbè, dall'arbitro. cioè... Non può fischiarmi sto fallo. Lancio lungo del portiere. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vai Biglia. Cerca un compagno, ma non l'as. Con l'intercetto. Il Napoli arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande Sheva per Van Basten al volo. Boom. La sfera in tempo Dai. realtà. Vaffanculo. Grande San Marco. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua. Bravo calcistica. Marcone. Grande assist di Sheva e Francamente rete di Van sono stati Basten. un'intesa perfetta. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative Finalmente formalità. un'azione degna di Adesso nota. dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a Occhio, mischiare non le prendiamolo carte. subito, grazie. Il Milan si porta in vantaggio 1-0. No, vabbè. Va in rete. E il Napoli segna il gol del pareggio. Eccolo il gol. Subito. Davvero rapinatore d'aria. Ha avuto Subito. un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono Faccio un prima Eurogol, cosa sta per subito accadere. pareggiano, vabbè dai. Callejon. So cosa Batte dire, il portiere per la quinta volta in questa stagione. Si ricomincia da Non una so che situazione dire. di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Non c'era Noglu perché Suso, guarda. Milik. Ho scelto io di non fare mercato Insigne. per il primo anno, quindi lo farò dalla seconda Cerca stagione, spazio. ma Ha non già riconquistato palla. Biglia. bravo Biglia. Si Dai va che non è avanti in finita. territorio nemico. Dai Gol che segnato forse adesso siamo significherebbe sbloccati. una vittoria quasi Biglia. sicura. Il Napoli Van Basten, non sta facendo Gullit un ti pressing asfissiante. Cercano di Sì, ma Gullit siamo una bambina di 5 anni fisicamente. perché sanno che gli avversari puntano molto Proprio sul secondo me è proprio che il primo anno di fare male per forza. Cioè, non ho altri pensieri onestamente. Devono fare attenzione. Il gobbo la sbaglia. Prova a passare con un pallone profondo. Stanno provando a cambiare Paolo, il non la risultato tira fino su. all'ultimo. Uno sforzo Per San Marco incommenabile. Van Basten, che chiaramente la perde fisicamente. Ovvio. Lorenzo Insigne. Allan. Van Basten deve fare famoso fretta. per essere piccolino. Non manca molto. Prova il filtrante. Fuori gioco, stronzo. Si alza la bandierina, fuori gioco. Niente, nonostante il bel gol di Marco, Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprovvista. pareggiava anche Peccato questa. che il destinatario fosse in fuorigioco. Çalhanoğlu. Dai Leao. Pronto? Ottima parata del portiere. Costa. Finisce così. Vaffancuore.
Raga, ho messo 7 minuti e vediamo. Il campionato dobbiamo dimenticarlo per il momento. nella cornice ufficiale più prestigiosa possibile. Il loro Adesso poi in casa con la Z come voglio i 3 punti, cioè... dei rispettivi paesi. Ma che spettacolo. Allora preparatevi, perché ne vedremo delle belle in questo incontro. Signori, seduti, si alza il sipario. Ma stai zitto, Cares. San Siro, roccaforte Bravo, storica Rijkaard. del Milan sin dal 1926, Leao. è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. La partita è già cominciata. Dai, fioi. Allontana il pallone. Dobbiamo proprio sbloccarci. Allarga il gioco. Rijkaard. La mette in mezzo. Chiaramente non c'è nessuno. Tempestivamente. Hernandez Prova la giocata per nello Krunic. spazio. Leao e vaffancuore Rafael Leao. Prima rete per il Milan. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. 1-0 Milan. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Raffaello. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fallo, non si sa perché. Che sì, di forza. No, Bari. Commette No, fallo, ma e non... forse anche all'interno dell'area di rigore. Infatti. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Il Donnarumma para il sesto rigore, fino a 6 rigori tra Supercoppa, Campionato Europa League, 6 parate, incredibile. Incredibile Donnarumma, incredibile. Gullit sul pallone. E vaffancuore, Gullit. Riceve in ottima posizione. Sceva. Va da Rud. Gullit. Parata del Molto portiere. buono il dribbling, tiro rivedibile. La Z sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì, Fabio, ma non Occhio, sono sicuro occhio. che sia la cosa migliore da fare. E perché? Bravo Baresi. sacrifichi troppo gli attaccanti, Grande li Donnarumma. allontani troppo dall'area di rigore. Certo, attirando i difensori sull'esterno crei spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttarli. Krunic. Cerca un compagno. Hernandez. Se ne Teo. va. Teo. Cross verso il Andri. salta e colpisce di testa. Boom. La sfera in porta. Andriy Shevchenko. 2-0. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Bello il cross, ottima conclusione. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Ci siamo svegliati. 2-0 dunque. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. 73esimo. Che sì. La mette in avanti. Prova Vai la giocata Gullit. nello spazio. Vogliamo Gullit in avanti, Leao. Vogliamo il gol di Rud. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Intercetta e sbroglia una Baresi. situazione che si faceva molto Paquetá. pericolosa. Bravo Paquetá per Cialanoglu. Cialanoglu. Cialanoglu Cerca per Leao. Un po' di fortuna. Gullit. Leao. C'è il retropassaggio. Gullit. E trova Bella bene azione il rossonera. Libera tempestivamente. Peccato. Se entrerà quel rigore chissà, però. Si riparte con un Dai, fallo laterale. dai. Cialanoglu. Gullit. Bravissimo, vai Cialanoglu. Prova a passare con un pallone profondo. Gullit veramente a pezzi, Picchia. poverino, non capisco perché. Teo. Hernandez. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Eh Cerca sì, un compagno. Teo. Ecco Oh, che parte Leao. il cross. Paquetá. Spazza via. Buona vittoria. Buon 2-0 ragazzi, Ecco, Leao e fischio. Sheva decidono la partita. Fischio che determina la fine della gara ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita.
Vogliamo la classifica, siamo primi a 7 punti insieme all'Olimpiakos Pireo. La prossima sarà Milan-Lecce e la facciamo nel prossimo video e bisogna vincerla. Cos'è? Carriera allenatore? Non ci credo, mi ha offerto il Venezia Satellità. Non rispondo, non voglio rifiutare, lasciamola. Buono, vediamo in campionato. Siamo ottavi, quindi siamo a Venezia 13 punti. Inter-Lazio in fuga, ragazzi, mamma mia. Lecce è ultimo con 3 punti, che noi dobbiamo dominare nel prossimo video. Raga, un saluto del comandante veneziano, che brutto vedere l'Inter primo. Ciao!